È in carcere con l'accusa di furto aggravato per avere rubato l'incasso di una osteria alla Giudecca. L'uomo, veneziano di 48 anni, è stato sorpreso la notte scorsa da una dipendente del ristorante che abita sopra il locale. Nel cuore della notte la donna è stata svegliata da forti rumori che provenivano dal retro dell'osteria e le è bastato affacciarsi alla finestra per realizzare quanto stava accadendo. La dipendente ha così chiamato la polizia, che è arrivata nel giro di pochi minuti con la pattuglia della volante lagunare. Il 48enne è stato colto sul fatto all'interno del locale e alla vista degli agenti si è dato alla fuga. L'uomo è stato inseguito e acciuffato, in men che non si dica dai poliziotti, che gli hanno trovato addosso il maltolto inequivocabilmente riconducibile al colpo appena messo a segno. Tra le banconote recuperate, circa 80 euro, alcune erano sporche di sangue, lo stesso che il veneziano perdeva vistosamente dalle mani che si erano ferito poco prima forzando la porta dell'osteria. Stamattina il giudice della direttissima ha disposto per il 48enne veneziano la custodia cautelare in carcere e ha rinviato il processo per termini a difesa.